darti il benvenuto e a dirti che ti vogliamo bene, ti accogliamo nella nostra forania e insieme nel volerci bene faremo delle belle cose. Preparatevi, abitanti di Siculiana, ad un simile pastore di gregge, ad un padre che ascolta i fedeli con orecchio attento e con parole che sono balsamo per i loro cuori. Preparatevi ad un sacerdote sempre pronto ad accogliere le vostre lacrime e la vostra gioia, che ama stare con le persone e che si fa prossimo non a parole, ma con i fatti. Un uomo di Dio, un sacerdote di Cristo vero, non da copertina, che vive in mezzo alla gente, che è della gente, che è per la gente, il cui unico obiettivo è di portare più anime possibili a Dio. Un sacerdote che fa della sua vita un insegnamento concreto per gli altri, educandoli ad una fede che non è allo strato epidermico ed emozionale, ma ad una fede vera che va all'essenziale e pone le sue radici su Cristo Gesù. Accogliete allora con animo lieto questo momento di grazia. Siate pronti e solleciti nell'agire, perché avete ricevuto un grande premio da Dio. Ma soprattutto siate pronti ad essere messi sottosopra dal potere rigenerante di Cristo, che si manifesta attraverso il suo strumento sacerdotale. Benedetto allora quell'eccomi, pronunciato il 19 novembre del 2001, perché da quel sacrificio di vita è venuta una grande luce che risplende davanti agli uomini, rendendo gloria attraverso le sue opere al Padre che è nei cieli. E a te, infine, carissimo Don Giuseppe, auguriamo di essere quel Padre pieno di affezioni e di amore che sei stato per San Biagio. Che il tuo accogliente abbraccio possa riscaldare i cuori di questa nuova comunità che ti è stata affidata, come hai fatto con noi in questi anni. Tantissimi auguri, Don Giuseppe. E con vero piacere che do il benvenuto a Siculiana all'arciprete Don Giuseppe Carbone. Saluto la comunità di San Biagio e tutti i sacerdoti presenti. Sono fermamente convinto che le istituzioni presenti nel tessuto sociale, ovvero l'amministrazione comunale, la chiesa, la scuola, le forze dell'ordine e le associazioni debbono dialogare, comunicare, condividere scelte decisive, ovviamente nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie funzioni. In questo senso voglio dichiararle, Don Giuseppe, la mia personale disponibilità e quella dell'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare a collaborare, a condividere momenti ed iniziative significative della Chiesa, insieme, sì, insieme, consapevole del delicato e non facile momento che stiamo vivendo, possiamo e dobbiamo impegnarci a favore di coloro i quali si trovano in difficoltà nel cammino della vita, ma in particolare a favore dei giovani, affinché le loro ragioni e le loro difficoltà siano tenute nella giusta considerazione dalle istituzioni. A questo punto non posso non rivolgere un saluto e un pensiero anche a Don Antonello Martorana, che per 6 anni ha svolto la sua missione in questo santuario. Una missione, devo dire, svolta con umiltà, in silenzio e senza mai ostentare il protagonismo, quindi grazie ancora a Don Antonello. Carissimi, la nostra comunità ecclesiale di Siculiana, riunita nel giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal Vescovo il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Don Mario Giuseppe Carbone.
quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? È emozionante anche per chi conferisce di missione canonica, e per me oggi, come puoi ben capire e come tutti potete ben capire, è ancora più emozionante perché ve lo consegno non solo come vicario episcopale ma anche come vostro concittadino, quindi di fatto vi presento anche il mio parroco, non solo il vostro, quindi questo è ancora più emozionante. Ma c'è una ragione in più che rende ancora più speciale questa immissione canonica rispetto a tutte le altre, perché non ricevete soltanto un parroco, oltre al parroco ricevete anche un diacono nella persona di Don Mario Chiara, annuncio solenne, resterà, stasera ve lo tenete già detto. Ma è speciale ancora di più questa celebrazione perché oltre a tutti questi doni che vengono fatti ai ministri che ricevono il mandato ecclesiale e alla parrocchia che riceve il parroco, c'è un dono che viene fatto alla comunità tutta che riceve il dono dell'unità pastorale. E volutamente l'ho chiamato dono, anche se ragionando alla maniera umana potrebbe sembrare una penalizzazione. Se ve ne portate due e ce ne lasciate uno soltanto, io non mi sono andato a informare sulla data ben precisa, ma non più di 50 anni fa l'unica comunità è stata divisa. Quindi di fatto non stiamo ritornando alla storia, recuperando uno di quei valori, quello dell'unità, che per una comunità cristiana è fondamentale. Io, sacerdote Mario Giuseppe Carboni, nell'assumere l'ufficio di parroco delle parrocchie Santissimo Crocifisso e Beata Maria Vergine Immacolata nel comune di Siculiana, prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa Cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato ad esercitare il mio servizio. In particolare prometto di svolgere correttamente e fedelmente il compito di amministratore inerente al mio ufficio, secondo quanto prescritto dal diritto universale e particolare e le indicazioni dei miei superiori. Nell'esercitare l'ufficio che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro, trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel codice di diritto canonico. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede, o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica da esercitare in nome e per mandato della Chiesa sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Così Dio mi aiuti e questi santi Evangeli che tocco con le mie mani. A nome della comunità sabbiagese riferisco che è stata tanta la tristezza e nostalgia nel dover salutare il nostro caro parroco Don Giuseppe, con il quale abbiamo trascorso un importante cammino di fede lungo 7 anni.
ricco di emozioni e di buoni sentimenti, ma sopra ogni cosa vissuto come arricchimento della nostra fede, rielaborata in questi anni come esperienza viva e forte. Don Giuseppe, fratello in mezzo a noi, ci ha sostenuto nella fede e nel cammino verso l'unità pastorale, in un impegno di solidarietà umana e sociale che ha distinto la nostra comunità, che oggi continua ad essere Chiesa. Cari sacerdoti, vi ringraziamo della vostra presenza tra noi. Voi siete l'espressione tangibile dell'unità della Chiesa. Colgo l'occasione per salutare Don Antonello Martorana e Don Aldo Sciabarrasi, nostri parroci fino a qualche giorno fa, ringraziandoli per il servizio pastorale svolto in questi anni nelle nostre parrocchie. Grazie per l'amore, l'impegno e l'abnegazione con cui avete servito la Chiesa di Siculiana. Continueremo a seguirvi ed esservi vicini con la nostra preghiera, il nostro affetto e la nostra amicizia. Ed infine, ma primo nei nostri pensieri e nei nostri cuori, saluto lei, carissimo Giuseppe Carbone, da oggi nostro nuovo parroco. La accogliamo con gioia e con sincero affetto, le diciamo, le vogliamo bene. Auguri. Arrivo come pellegrino tra pellegrini, come fratello, come pastore e con Gesù, l'eterno pellegrino, che incarnandosi scende nell'umanità sofferente. Vorrei parlare il linguaggio del rispetto, della tolleranza, dell'amore e del perdono. Gratitudine dunque è il mio primo sentimento, perché mi è dato di partecipare alla ricchezza di questa Chiesa, che ovunque e dovunque diffonde l'odore di Cristo. Miei cari, sarò voce per dire Gesù e per dare Gesù, occhi per guardare con lo stesso sguardo d'amore, mani per dare il suo perdono e far sentire la tenerezza del Padre. Ringrazio Sua Eminenza, il nostro Padre Arcivescovo, per la fiducia che mi ha dato. Ringrazio Don Giuseppe Arrò, figlio di questa Chiesa, per aver eseguito questa celebrazione e per tutto quello che questa sera ci ha detto e per le espressioni di affetto che ha sempre avuto nei miei riguardi. Ringrazio le gentili autorità civili e militari che con la loro presenza hanno impreziosito questa celebrazione del mio ingresso e con cui spero e mi auguro, di camminare insieme per il bene di questa comunità. Un grazie di cuore ai sacerdoti che hanno amato e servito questa Chiesa, ai sacerdoti che sono in cielo e cantano in eterno il Magnificat, fino agli ultimi, i miei immediati predecessori, i carissimi Don Antonello e Don Aldo. Per Antonello e per Aldo un bel applauso. Continua a lavorare a San Biagio e sono contento, miei cari, perché noi viviamo un sentimento di amicizia e di gioia fraterna e anche lo vivremo di collaborazione. E il carissimo Don Aldo
Barrasi, che è qua presente con noi. Miei cari Donaldo, io lo considero quasi un figlio, perché sapete, per grazia di Dio ho servito la chiesa di Canicattì per alcuni anni e Donaldo era così piccolino, ora è sacerdote in eterno del Signore e con me canta la lode di Dio. Ieri sera anche lui ha fatto questa bella esperienza dell'emissione canonica in un'altra comunità che io ho servito pure, la bella e diretta chiesa di Raffalata. Miei cari, un grazie alla mia famiglia, ecco, noi siamo pochini, che mi ha sempre custodito nel silenzio e nel rispetto, e a tutte quelle persone che nel silenzio e nell'amore mi hanno servito e continuano a servirmi come si serve il Signore. Cosa mi aspetto? La comunione, che è innanzitutto un dono che viene dall'alto, ma accolto da un cuore credente e discepolare, diventa un incontrarsi di persone concrete che si conoscono, si amano, si parlano, si rispettano e si comunicano la loro esperienza di Cristo, e che giungono così a possedere in comune ciò che per ciascuno è il valore più profondo della propria vita, cioè il proprio incontro con Cristo e con Cristo risorto. Affido questa Chiesa, il mio servizio a Gesù crocifisso, a Maria Immacolata, Madre della Chiesa, regina delle nostre famiglie, dei nostri cuori, e a San Leonardo, nostro protettore. Il Signore ci custodisca nell'amore e ci faccia camminare nella pace. Amen. Sacerdote Giuseppe Agrò, delegato dall'Arcivescovo di Agrigento, alla presenza dei testimoni infrascritti, ha immesso nel servizio pastorale, secondo le modalità canoniche prescritte a norma del canone 527, paragrafi 1 e 2 del Codice di diritto canonico, il reverendo sacerdote Mario Giuseppe Carbone, nominato parroco delle parrocchie Santissimo Crocifisso e Beata Maria Vergine Immacolata del Comune di Siculiana, con decreto protocollo CAN 2018-119/1 del 1 settembre 2018. Il Signore ti conceda di presiedere con il tuo Vescovo questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Dell'area celebrativa, perché da qua il pastore esercita la presidenza della comunità nel triplice compito dei pastori della Chiesa, quello di santificare, quello di insegnare e quello di governare, con tutti gli oneri ma anche con gli onori che questo comporta. Ricevete la Santa Benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, ti guidi e ti protegga con la grazia dello Spirito, perché possa adempiere generosamente la tua missione.
Faccia di te un vero pastore che distribuisce il pane e la parola ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Subito dopo la fine della messa ci ritroveremo al salone per condividere un momento di festa. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.